Intanto ringraziamo il Presidente di essere qua, Luca, ringraziamo tutti i candidati, tutte le persone che si sono messi in gioco. Per me è stata una grande sorpresa vedere tutta questa esplosione di entusiasmo e di fiducia. Una fiducia credo che sia da riporre nella Regione e nel Comune assieme, penso per la prima volta nella storia a Venezia. Devo dire che ai veneziani, se c'è una cosa certa nell'azione di governo di Luigi Brugnaro, mi permetto di dirlo, in questa città, è che lui ha dato vita a un nuovo rinascimento, perché questo è visibile, è una città che non sonnecchia più, è una città soprattutto che può vantare il sindaco del popolo, ed è esattamente quello che lui vuole portare avanti e rientra nei suoi programmi. Vi posso dire solo brevemente che mi sono trovato bene a governare con lui. Non è facile il rapporto, no? La regione, il sindaco della città capoluogo. C'è sempre stata intesa fin dai primi giorni, avete visto che non c'è mai stato dibattito negativo tra noi, ma non è perché ci morsicavamo la lingua, perché comunque condividevamo e condividiamo le strategie. Penso che per la regione sia fondamentale che ci sia ancora Gigi Brugnaro, ma questo è poco ma sicuro, forse è anche inutile dirlo. Abbiamo tanto da fare assieme. E soprattutto vogliamo raccontare che cosa vogliamo continuare a fare. La prima cosa sono fatti e meritocrazia. Fatti perché la gente è stanca di parole, di promesse, soprattutto se promesse vengono fatte col debito pubblico, che pagheranno i nostri figli, i nostri nipoti. E deve tornare a esserci l'ascensore sociale, dove le persone per merito, non per tessere, non per appartenenza. È scandaloso che in un territorio che crede e chiede a gran voce l'autonomia, poi si vadano a sottrarre competenze al sindaco, ai sindaci, a tutti noi cittadini. Questa città è libera, è democratica, continuerà a essere libera e democratica e soprattutto sarà autonoma. Quell'autonomia che il Presidente Zaia rivendica da ormai troppi anni è un'autonomia per poter dire che i problemi prima di tutto le deve risolvere le persone che li vivono, prima di tutto devono essere le imprese locali, devono essere i lavoratori locali, perché dobbiamo far ripartire l'Italia. Noi sappiamo che il nostro, quello di Luigi Brugnaro, è il migliore, lo ha dimostrato con 5 anni di operatività. Quando mai l'avete visto un sindaco in mezzo alla quarta? Quando mai l'avete visto un sindaco in mezzo alla quarta? Quando mai l'abbiamo visto un sindaco che va a parlare con gli ultimi? Quando mai l'abbiamo visto un sindaco di Venezia che va a parlare con quelli che protestano, ascoltando le proprie ragioni? E questo è quello che noi vogliamo, per questo noi sosteniamo Luigi Brugnaro e ovviamente la squadra. Non si prendono voti a parlare di debiti, però io lo voglio fare perché lo faccio per quei bambini che non votano. In questa città abbiamo dimostrato di aver calato il debito pubblico che abbiamo certificato, neanche sapevano quanti erano, dopo aver fatto un bilancio consolidato tra comune e partecipati. Abbiamo certificato luglio 2015 che il buco in questa città, il debito di questa città era di 800 milioni di euro. Oggi è certificato che il debito è 720 milioni. Abbiamo abbassato i debiti per le prossime generazioni di 80 milioni e abbiamo, come potete vedere, tutti lo vedono, è inutile che facciamo finta, che la città è ripartita. L'unica città che ha fatto ripartire la Biennale, e ci abbiamo messo insieme, e Luca qui presente lo ringrazio pubblicamente, abbiamo fatto ripartire la Voga, abbiamo evitato che venisse declassato l'ospedale di Venezia, vorrei ricordare anche le cose evitate, non solo quelle fatte, grazie a lui, perché io l'ho chiamato, gli ho spiegato che non era solo una questione numerica, ma era una questione di qualità degli ospiti che abbiamo. Sarà Luca in regione a darci una mano per far ripartire Porto Marghera, il lavoro, Murano, le cose che sappiamo che dobbiamo fare. Le porte della regione restano sempre aperte per Luigi Brugnaro, questo è fondamentale. Abbiamo bisogno di una chiamata di popolo, perché la forza del consenso è forza di governo. In bocca al lupo e lavorare a pancia a terra, non dimenticatelo. E sono certo di questo, tutti insieme noi veneziani saremo un esempio per l'Italia. Magari potrebbe essere che questa formula la portiamo a Roma. Grazie. Il 20 e il 21 settembre vota Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia.